Direi che possiamo cominciare, se poi qualcuno naturalmente dai padiglioni si vuole aggiungere e prendere posto, lo può fare tranquillamente, l'accesso naturalmente è libero. Grazie a voi tutti e ben trovati a questa tavola rotonda dal titolo anche abbastanza impegnativo, perché cicloturismo, mobilità e turismo sostenibile sono temi che evidentemente coniugati tutti assieme danno materiale per un dibattito che potrebbe essere stata anche una giornata o più giornate di studio. Naturalmente, come sappiamo, i tempi a disposizione sono sempre quelli che sono e quindi i promotori di questo incontro, di questo convegno, che sono la provincia di Belluno, la Fondazione Dolomiti UNESCO, Dolomiti Bus, la DMO Dolomiti, il Consorzio Bimpiave e la FIAB, gli amici della bicicletta, hanno deciso di dare comunque un'occasione di confronto e di dibattito su questo tema. Il tema, per la verità, è un mix di molti temi assieme, perché parliamo di mobilità sostenibile, di mobilità intermodale, di cicloturismo, di marketing del territorio, di investimenti sulle reti viarie ciclistiche e non solo. Insomma, c'è approccio turistico, infrastrutturale, economico, direi anche ingegneristico. Il tema naturalmente è molto ampio. Dico in premessa che non esauriremo certo oggi, insomma non riusciremo a sviscerare questi temi. Questo incontro vuole essere un punto di partenza per lanciare degli input, lanciare delle sollecitazioni a cui credo anche nell'intento dei promotori ne seguiranno delle altre. Abbiamo ospiti qualificati per ciascuno degli ambiti che vi ho detto poc'anzi. Partiremo anche dalla nuova legge sulla mobilità ciclistica e abbiamo qui il relatore della legge e uno dei primi firmatari del testo stesso, che ci darà appunto anche qualche riferimento normativo su questa cosa. Naturalmente vi invito a restare con noi per la durata di questo incontro, che abbiamo cercato con l'aiuto dei relatori di tenere entro tempi fruibili per tutti, perché al termine ci sposteremo poi all'esterno dove ci sarà l'inaugurazione di un nuovo mezzo Dolomiti Bus logato per l'occasione con il fregio della Fondazione Dolomiti UNESCO, insomma a rappresentare un pochettino questo legame che si va sempre più rinsaldando tra le due ruote e le nostre montagne. Se saremo, e saremo sicuramente abbastanza bravi da rispettare i tempi previsti, alla fine ci sarà anche un breve spazio per un dibattito e quindi per degli interventi dalla platea e dalla sala, perché naturalmente immagino che ci saranno delle sollecitazioni che saranno raccolte e rilanciate. Grazie a voi tutti, io non mi dilungo oltre perché, come detto, i tempi sono estremamente stretti, se non dirvi che l'obiettivo di questo incontro è proprio quello di riuscire a far emergere le moltissime, mi verrebbe da dire infinite potenzialità che la mobilità sostenibile, in questo caso in particolar modo ciclistica, ha non solo dal punto di vista turistico, ma di promozione tout court del nostro territorio, che sempre più si vuole avvalorare come una terra dove si vive bene, dove si respira aria buona, dove si vive secondo ritmi che magari qualcuno in altre parti del mondo non può respirare oggi. Mi taccio, partiamo con i saluti istituzionali, cominciamo dal doppio padrone di casa, mi verrebbe da dire, nel senso che presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Ovviamente due parole velocissime, visto che il numero dei relatori è ampissimo. Allora, io penso che intanto questa Dolomiti Show è una scommessa che mi auguro veramente possa essere vinta alla grande, e ringrazio i buoni motivi di aver realizzato questo contenitore, che mi auguro veramente possa dare una grande prospettiva e opportunità al turismo bellunese e non solo. Detto questo, sul convegno penso che il tema del cicloturismo sia un tema di estrema attualità per il nostro territorio, e gli investimenti che sono stati fatti in questi ultimi anni, grazie ai contributi della Regione Veneto, all'impegno degli enti locali, quindi dei comuni, a cofinanziare questi finanziamenti che hanno ottenuto, ai fondi dei comuni di confine, che sicuramente hanno dato un grandissimo impulso allo sviluppo delle piste ciclabili in provincia di Belluno, penso che mai come in questi ultimi anni ci siano stati investimenti importanti sul nostro territorio. Quindi questo è un segnale di attenzione ad un tema come quello del cicloturismo,
che veramente è una straordinaria opportunità di sviluppo dell'intero nostro territorio. Quindi dal mio punto di vista penso che dobbiamo giocarci al massimo delle nostre potenzialità questa carta, perché una carta Longarone è stata ad esempio tappa lo scorso mese di quella grandissima manifestazione partita da Monaco e arrivata a Venezia con 500 biker che hanno potuto vedere la meraviglia del territorio delle nostre Dolomiti, dei nostri tracciati, dei nostri percorsi. Adesso penso che questa veramente sia una strada su cui tutti dobbiamo credere, ma tutti gli interlocutori che sono seduti attorno a questo tavolo oggi penso condivideranno con me questo pensiero e oggi riusciranno a portare e dare il loro apporto per far sì che possiamo crescere ulteriormente e far sì che il cicloturismo diventi una straordinaria opportunità per l'economia dell'intero nostro territorio. Io vi ringrazio e soprattutto vi auguro una buona fiera. Grazie. Grazie al Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, anche per il buon esempio sui tempi da rispettare. Passiamo all'assessore regionale alla programmazione dei fondi europei, al commercio estero, al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, che tra l'altro a Longarone è abbastanza di casa, nel senso che lo vediamo spesso. Grazie e ben trovato. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. È un piacere essere qui presente con voi all'inaugurazione di questa fiera, una fiera importante che poi, come vedrete, dà la possibilità a tanti buyers internazionali di incontrare i nostri operatori del territorio, perché le fiere di pubblico sono importanti, ma noi vogliamo chiudere contratti. Noi dobbiamo portare a casa soldini, dobbiamo vendere posti letto, perché solo così l'economia del territorio cresce. Velocemente, perché voglio stare nei tempi anch'io, noi stiamo puntando molto sul tema del cicloturismo. È un settore che sta dando frutti importanti, abbiamo crescite continue di anno in anno. Devo dire che quest'anno siamo particolarmente felici anche per i risultati che la montagna sta dando, perché ora non vi dirò i dati ultimi, anche perché me li tengo per il By Veneto che c'è tra qualche giorno a Venezia. Però posso dirvi che quest'anno è un anno importante, sostanzialmente di stabilità rispetto ai dati dell'anno scorso, che era un anno record. Noi veniamo da 4-5 anni di crescita continua, il 2017 è stato l'anno dei record, ma la cosa positiva è che quest'anno il dato migliore lo esprime proprio la provincia di Belluno, quindi sia per quanto riguarda il turismo invernale e il turismo estivo. E il tema del bike è importante, non a caso la Regione ci sta investendo con percorsi, poi la mia collega De Berti che si occupa di mobilità parlerà del tema infrastrutturale, perché ovviamente noi ci occupiamo di quella che è la parte promozionale del territorio, ma è ovvio che per fare questo abbiamo necessità di avere dei percorsi attrezzati. Quindi abbiamo fatto delle delibere per avere delle segnaletiche uniformi in tutto il Veneto, sia per quanto riguarda i percorsi pedonali, quindi le camminate, sia per quanto riguarda il cicloturismo, che anche le ipovie che sono partite e che la cosiddetta via delle prealpi, delle prealpi venete, ma che seguiranno altri importanti anelli nel territorio veneto. Abbiamo 5 itinerari importanti. Il primo, il più importante, parte dal lago di Garda e arriva a Venezia, ma il secondo, che è quello che ha anche maggiori prospettive di crescita, è il Dolomiti Venezia, che poi, come sapete bene, si collega a Monaco, quindi la Venezia-Monaco. Questa sta dando dei risultati incredibili. Sono molti bikers che ogni anno crescono, quindi in particolare di lingua tedesca, e noi dobbiamo lavorare su questo. Chiudo dicendo che è concluso il piano strategico della Regione Veneto nel turismo, che non era soltanto un obbligo di legge ma una volontà della Regione per condividere con tutto il territorio quello che era un piano che mancava da tanti anni alla Regione Veneto e di lunga durata, e che fa del mondo del cicloturismo e anche del digitale. Non a caso noi siamo partiti anche con un portale internet dedicato anche al mondo del cicloturismo, che vedrete a breve, e che quindi ci permetterà di investire molto. Dovete pensare che a livello europeo il giro del cicloturismo è circa 47 miliardi di ricaduta economica, parlo a livello europeo, ma ovviamente in Italia e in Veneto la farà sempre di più la parte del leone. Quindi
un ringraziamento a tutti voi, ai relatori che ascolterò e alla volontà da parte nostra e vostra di investire su questo settore. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie all'assessore regionale Caner. Il presidente del consorzio BIM Piave e nonché sindaco del comune di Alpago, Umberto Soccal, proprio perché il ruolo anche del consorzio BIM non è secondario rispetto a questa partita. Prego. Sì, buongiorno a tutti. È con piacere che sono qua ad ascoltare quello che ci diranno i relatori oggi. Sicuramente il consorzio è parte attiva all'interno di questa realtà. Noi abbiamo fatto uno studio sulla quale poter eventualmente operare per il futuro. Sicuramente stiamo lavorando con i consorzi del fiume Piave per realizzare non solo le strutture, come già è stato fatto nell'area di Venezia e si sta realizzando nell'area di Treviso. Noi stiamo facendo da collettori per quanto riguarda la provincia di Belluno per andare a raccogliere le varie tante iniziative che ci sono state nel tempo e che porteranno a una unificazione di questa cosa. La realtà e la volontà nostra e dei consorzi è quella di eventualmente creare una struttura a supporto, perché è bello, è giusto fare le vie, ma poi bisogna mantenerle, bisogna dare i servizi, bisogna dare tutto ciò che fa sì che questo possa essere realmente realizzato. Quindi l'impegno del nostro consorzio di Belluno, ma anche quelli di Treviso e di Venezia, sono per cercare di creare attorno a questa realtà che è in continua crescita, di creare le strutture necessarie, soprattutto con l'aiuto, e lo sentiremo dopo, non solo degli enti pubblici, ma anche di quelli che sono gli usufruitori del territorio, quindi i commercianti piuttosto che chi vende le biciclette, chi le aggiusta, chi dà da dormire, chi dà da mangiare. Quindi sicuramente noi siamo sul territorio, noi vogliamo aiutare a far crescere questa iniziativa. Sono anch'io curioso di sentire quali sono le prospettive che ci vengono offerte da chi di queste cose se ne occupa in prima persona, quindi auguro a tutti voi una buona giornata di lavoro e sarò vicino a voi per ascoltare quello che ci diranno. Grazie. Grazie al presidente Umberto Soccal, che ha accennato a un paio di temi assolutamente fondamentali come il rapporto pubblico-privato, e ne abbiamo un esempio anche su questo palco, e al futuro delle strutture cicloturistiche, perché non basta stendere il nastro d'asfalto, non basta finanziare l'opera, ma bisogna poi renderla fruttuosa e gestirla perché ci siano i ritorni in termini di immagine ed economici adeguati. Su questo credo che qualcosa possa dirci il senatore Paolo Saviane, che è presidente del Comitato Paritetico di Gestione per il Fondo dei Comuni di Confine, altro soggetto che ha un ruolo assolutamente importante negli investimenti relativi a questo tema. Prego, senatore. Grazie dell'invito e credo veramente che sia il ruolo dei fondi comuni di confine in questo ambito è sicuramente importante. Allora, due parole solo su cosa sono i fondi comuni confine, che è l'evoluzione di quelli che sono stati i fondi inizialmente Brancher, Calderoli, poi fondi Ledda, fondi Odi e adesso appunto fondi comuni confine. Sono risorse, 80 milioni all'anno, messe a disposizione dalle province autonome di Trento e Bolzano. Questi fondi sono gestiti appunto dal Comitato Paritetico, di cui io sono presidente in quanto delegato dal ministro Erika Stefani, ministro degli affari regionali, e oltre al sottoscritto partecipano anche i presidenti del Trento e Bolzano, i presidenti della provincia di Belluno e di Sondrio in quanto presidenti di due province specifiche della montagna, e i rappresentanti della regione Veneto Ciambetti e della regione Lombardia Sertori. Ecco, è importante questi fondi perché devono essere investiti ovviamente su comuni di confine per mitigare quella che è la disparità tra i comuni delle province a statuto autonomo rispetto agli altri comuni. Sono divisi in due, sono 24 milioni all'anno ripartiti per i 48 comuni, quindi 500.000, però gli altri 56 milioni
vanno a finanziare quelli che sono i cosiddetti progetti sovracomunali. Ed è qua, appunto, secondo me, la sfida proprio per andare incontro a quello che può essere il nostro futuro, il sostegno anche al turismo che può permettere di mantenere la gente in montagna. Quindi le piste ciclabili e anche altri interventi nel settore della mobilità coinvolgono più comuni e quindi spingono proprio i sindaci e gli operatori a mettersi insieme per poter presentare dei progetti che abbiano ricaduta sovracomunale, come abbiamo detto. Per quanto riguarda l'ambito delle piste ciclabili, già è stato fatto perché nell'ambito delle piste ciclabili in Agordino è già riservato, è già un progetto in cui il Fondo Comune Confine ha riservato oltre 9 milioni di euro. Per quanto riguarda le piste ciclabili nel Feltrino sono quasi 9 milioni e per le ciclabili in Cadore quasi 15 milioni. Quindi l'attenzione c'è ovviamente e oltre a questo noi adesso tra breve presenteremo il nuovo bando che io cercherò di mettere insieme l'annualità 2019, 2020, 2021 in modo che possiamo andare a pianificare non solo 80 milioni ma le 3 annualità, quindi 80, 160, 240 milioni. Ecco, questa è l'opportunità che hanno i nostri territori, che hanno i nostri comuni, sta a noi riuscire ad utilizzare al meglio per la ricaduta nel nostro territorio. Grazie. Grazie al senatore Saviane, Presidente del Comitato di Gestione per il Fondo dei Comuni di Confine. Abbiamo sentito cifre importanti, le risorse dunque ci sono, vanno utilizzate attraverso dei progetti di un certo tipo, però le risorse ci sono. Non possiamo però parlare solo di risorse, di progetti, di visione turistica o strategica, c'è anche la passione di chi è partito con le 2 ruote, no? Qui mi piace sottolineare il ruolo della FIAB di Belluno, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che queste cose magari le pensavano già parecchi anni fa, prima che diventassero di dominio un pochettino comune. Allora invito Pierluigi Trevisan, che è il presidente della FIAB di Belluno, a portare il suo saluto. Bene, buongiorno, bello vedervi così tanti. Vorrei solo ricordare che la FIAB di Belluno quest'anno ha speso grandi energie per organizzare 2 eventi nell'ambito della settimana europea della mobilità sostenibile. Il primo evento l'abbiamo avuto domenica 23 settembre, in cui abbiamo pedalato in 170 da Belluno a Feltre, la grande pedalata della Val Belluna, proprio per chiedere alle autorità il completamento del percorso ciclabile Belluno-Feltre. E la seconda iniziativa è proprio questa tavola rotonda. Quando abbiamo lanciato l'idea in primavera, devo ringraziare Dolomiti Bus che subito ha accolto entusiasticamente quest'idea e il presidente Giuseppe Pazzi si è dato un grande affare per l'organizzazione di questa tavola rotonda e a lui va il nostro ringraziamento. Ringrazio poi naturalmente i relatori e in particolare permettetemi di ringraziare Paolo Gandolfi, che è socio FIAB ed è il parlamentare che ha elaborato ed è stato relatore della legge sulla mobilità ciclistica, legge che è stata approvata proprio in chiusura sul filo del rasoio della precedente legislazione. Per capirne l'importanza vi leggo solo 2 righe del primo articolo. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche. Questi sono proprio i 2 temi su cui verte la tavola rotonda di oggi: mobilità quotidiana in bicicletta e quindi percorsi casa-scuola, casa-lavoro, e mobilità turistica. E questi sono anche i 2 temi su cui FIAB lavora ormai da 20 anni. Grazie per la vostra attenzione. Grazie al presidente della FIAB di Belluno, Pierluigi Trevisan, che ha giustamente ricordato come questo evento rientri, anche se dal punto di vista del calendario appena fuori dai termini canonici, nelle manifestazioni per la settimana europea della mobilità sostenibile, che ha visto varie iniziative anche a livello comunale e comunque del nostro territorio, con quella bellissima pedalata da Belluno a Feltre.
Poi è vero che se pensiamo alle immagini del cicloturismo in provincia di Belluno, l'immagine, insomma, quella standardizzata è magari della mountain bike che sale su qualche rampa dolomitica. Allora, necessariamente chiedo di intervenire a Marcella Morandini, che è il direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO. Prego. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Vi porto innanzitutto i saluti del Presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, l'assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, che per un impegno dell'ultimo momento non ha potuto essere qui presente. Due parole soltanto per ribadire i concetti importanti che sono già stati messi in luce e che verranno sicuramente poi approfonditi dai relatori. Ossia che quello della sostenibilità e anche del cicloturismo 20 anni fa sembrava relegato all'area dell'ambientalismo e pochi avrebbero scommesso sulle sue grandi potenzialità dal punto di vista economico. Quello che sta accadendo oggi, in questi anni, vediamo anche i risultati del turismo in provincia di Belluno, in Veneto, di cui parlava l'assessore Caner prima, mostrano che queste nicchie di mercato sono tra le più importanti, con maggiori potenzialità di sviluppo per un grande ritorno a livello economico, soprattutto nei territori di montagna, motivo alla base anche appunto delle politiche per mantenere la montagna abitata. E quindi cicloturismo, che è di per sé forma leggera del visitare un territorio, che mette in luce le particolarità di un patrimonio dell'umanità, le Dolomiti che abbiamo in casa, e sappiamo insomma che la provincia di Belluno è proprio nel centro e che sempre di più, anche grazie a queste forme di turismo lento ma ad alto valore aggiunto regionale e territoriale, può trovare motivo di grande soddisfazione economica. Quindi un grazie a tutti voi, in particolare a Dolomiti Bus, con cui inaugureremo poi un autobus dedicato al patrimonio, perché anche quello è mobilità sostenibile, e fare in modo che le varie tasselli dell'anelli della mobilità, del cicloturismo, della mobilità pubblica possano trovare integrazione. E vi ricordo, permettetemi, domani alle 18 ci sarà un altro motivo di approfondimento sulle Dolomiti con Massimiliano Ossini, che anche lì farà vedere come le telecamere possono raccontare il territorio da dentro, non solo sci, ma soprattutto tante Dolomiti, che sono il nostro biglietto da visita più importante nel mondo globalizzato. Grazie a tutti. Grazie a Marcella Morandini, perché insomma si parlava prima della Venezia Monaco, dell'Alta Via delle Dolomiti, della Claudia Augusta Altinate, insomma non mancano gli strumenti per collegare nord e centro o sud, insomma dipende naturalmente dai punti di vista, ma il tema è complesso, è molto complesso nel momento in cui, come dicevamo all'inizio, parliamo di mobilità sostenibile, di cicloturismo. Butto là solo il tema, direi, del 2018, l'esplosione del mercato delle e-bike, le bike a pedalata assistita, che stanno sconvolgendo per certi versi quello che è questo settore e ampliando l'interesse a dismisura. Veramente direi che sappiamo forse dove siamo, ma non credo che possiamo dire di sapere dove saremo tra 2 anni, 3 anni o 4 anni per queste dinamiche. Allora entriamo un pochettino nel vivo dei temi legati alla mobilità sostenibile. Come farlo meglio se non dando la parola a Paolo Gandolfi, che è esperto di mobilità sostenibile, ma è soprattutto, per quanto ci interessa oggi, relatore e uno dei primi firmatari della legge numero 2 dell'11 gennaio 2018, quindi come si diceva proprio mentre la legislatura si avviava a conclusione, strappata un po' con i capelli, che è la legge che insomma dà un quadro a quella che è la mobilità sostenibile, in particolare ciclabile, per quanto riguarda il nostro paese. 10 minuti con licenza piccolissima di sforamento per parlarci di questa legge. Prego. Parlo da qua. Sì, prego. Bene, grazie a tutti, grazie dell'invito. Sì, in effetti la ragione per cui mi avete invitato, giustamente, essendo in una valle alpina e in una zona turisticamente importantissima come le Dolomiti, è la parte della legge nazionale che si occupa di cicloturismo. Quindi, diciamo, su questo cercherò di raccontarvi qualcosa.
E naturalmente però veniva detto prima la legge nazionale, anzi mi fa piacere che le prime righe siano già state lette, ha un'impostazione un pochino più ampia, nel senso che si occupa di cicloturismo ma si occupa di bicicletta a 360 gradi, cioè dice sostanzialmente una cosa che nel nostro paese non era mai stata detta, cioè lo Stato, il paese, la nazione, lo Stato nazionale si deve occupare di sviluppare la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, quindi al pari di qualsiasi altro mezzo di trasporto, e al tempo stesso sviluppare il cicloturismo che, come è già stato anticipato e credo che verrà sviluppato anche da molti relatori dopo, è un fenomeno molto nuovo in termini di interesse e attenzione anche dal punto di vista economico. Era già stato fatto prima? No, non era mai stato fatto. Adesso qui ci sono alcuni amministratori locali, sanno che gestire il traffico delle città, gestire la mobilità urbana è una sventura che capita a qualcuno è obbligato a farlo e lo deve fare, si prendono sempre insomma, tanti nomi, si dice dalle mie parti, insomma si è sempre un po' al centro delle questioni, si gestisce una materia che riguarda tutti i cittadini. Dovete immaginare che all'interno dell'Italia la gran parte degli spostamenti che avviene ogni giorno avviene dentro le città. Se voi considerate, adesso faccio un esempio per dire che tutti si occupano di, per esempio, molto si parla dell'alta velocità, no? Ci sono regioni d'Italia che si battono, eccetera, eccetera. Ogni giorno, nelle 24 ore di un giorno, la quantità di cittadini che si spostano durante quella giornata con tutti i treni a alta velocità, Freccia Rossa, Freccia Bianca, Freccia Argento, quelli che siano, sono meno di quelli che si spostano nella stessa 24 ore sulla linea B della metropolitana di Roma. Quindi a dimostrazione che la mobilità urbana è un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni degli italiani. Ebbene, lo Stato non se ne occupava. Come dire, l'atteggiamento era lasciamo che sia una sventura di cui se ne devono occupare i sindaci e gli assessori alla mobilità, fatto salvo il finanziare il trasporto pubblico, perché va detto che il trasporto pubblico è in gran parte finanziato con risorse dello Stato, ma sempre lasciando a loro l'onere di come fare. Ora noi non abbiamo tappato quel buco, ma almeno gli abbiamo detto guarda che per la mobilità urbana la bicicletta è un sistema fondamentale, può aiutarti molto ed è uno strumento che devi valorizzare, e di questo si occuperà lo Stato. L'altra parte della legge riguarda invece il cicloturismo e dice una cosa, se volete, anche più precisa. Cioè dice, il cicloturismo è un grande potenziale, si diceva prima dei 47 miliardi di euro che vale l'indotto del cicloturismo e il cicloturismo in Europa, solo 14 li fa la Germania da sola, dimostrazione del potenziale, l'Italia oggi è stimata intorno ai 3 miliardi e mezzo, eccetera. Quindi riuscite a immaginare la proiezione in avanti che può fare questo settore per quanto riguarda il nostro Paese. Cosa può fare lo Stato per aiutare? Naturalmente può avere una funzione allocata al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, cercando di sviluppare sulle piattaforme turistiche internazionali questo prodotto, eccetera, eccetera. Ma ci vuole soprattutto una rete infrastrutturale dignitosa, continua, perché il cicloturismo, poi ne parlerò un attimo, è una cosa diversa che si aggiunge rispetto all'uso della bicicletta nei pacchetti turistici che riguardano il territorio. Il cicloturismo è turismo in bicicletta dal primo all'ultimo giorno, una cosa nuova, e ha bisogno di itinerari lunghi. Nessuno riesce a fare 10 giorni di cicloturismo se c'è una ciclabile che è lunga 30 km, perché quella ciclabile se la farà più o meno in mezza giornata o in una giornata, a seconda se è un bravo ciclista o se è un principiante. È evidente che c'è bisogno di itinerari lunghi. Quindi la legge dice, Stato, tu ti devi occupare di sviluppare una rete cicloturistica nazionale, che d'ora in poi si chiamerà rete cicloviaria, cioè nasce questo termine nuovo che sono le ciclovie, che non sono piste ciclabili ma sono itinerari di lunga percorrenza che attraversano tutto il Paese. La Regione Veneto è coinvolta in 3 ciclovie nazionali già promosse dallo Stato come finanziamento, la ciclovia numero 1 italiana, che è la numero 7 Eurovelo, perché le ciclovie italiane sono desunte dalla rete europea, che è la rete Eurovelo, e poi dopo sviluppata ulteriormente la numero 1, che fa un po' il verso all'Autostrada del Sole, ed è la ciclovia del Sole, che va
dal Brennero fino a Lampedusa, quindi attraversa il paese da nord a sud, ed è finanziata ed è un tratto interessato anche dalla Regione Veneto, perché va da Verona a Firenze il tratto finanziato. Poi c'è la ciclovia adriatica che interessa la costa adriatica, pure finanziata, e poi c'è la ciclovia Vento, che è quella che va da Torino a Venezia e segue il Po. Però questo attiene a ciò che è stato finanziato. In realtà la legge dice: tu ti devi occupare di realizzare una rete cicloviaria che la legge stessa dice deve avere uno sviluppo di 20.000 chilometri, e che viene citata appositamente nella legge la rete Bicitalia, che è la rete delle ciclovie che la FIAB già da anni ha studiato. La FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, li avete conosciuti prima, è una struttura nazionale, quindi un coordinamento nazionale, una federazione nazionale delle associazioni, ed è legata all'European Cyclist Federation, che è la rete europea delle associazioni di bicicletta, non a caso anche il soggetto che in una qualche maniera suggerisce le politiche alla Commissione europea. Ebbene, la rete Bicitalia, che è quindi la rete delle ciclovie italiane, ha uno sviluppo di 20.000 chilometri e attraversa tutto il paese. Per esempio, la Valle del Piave è interessata dalla rete cicloviaria italiana, della ciclovia italiana numero 4, che è quella appunto che, come avete citato voi, diciamo da Monaco scende da Dobbiaco e poi arriva fino a Venezia. Poi in realtà ha uno sviluppo ulteriore, però insomma capite che c'è più o meno dentro tutto. Ecco, la legge dice: tu ti devi occupare di questa cosa. Appare per la prima volta dentro la visione del Ministero dei Trasporti, che si è sempre occupato di porti, aeroporti, strade, fare buchi nelle montagne, eccetera, eccetera, anche una competenza che inizialmente a loro sembrava non importante, tant'è vero che c'è stata molta resistenza sull'approvazione di questa legge, che era quella di dire: no, tu ti devi occupare anche di realizzare quella rete. Se noi ci immaginiamo, chiunque insomma l'abbia fatto, oggi non si trova più, ma chi ha qualche annetto in più, qualche capello bianco, si ricorda che sui treni salendo c'era, nello scompartimento d'ingresso, c'era la cartina della rete ferroviaria italiana, e guardandola uno tutte le volte si faceva l'idea anche un po' del paese, cioè era una specie di rappresentazione dell'idea dell'unità. Non a caso la rete ferroviaria italiana nasce con l'Unità d'Italia. La stessa funzione hanno svolto, se vogliamo, la rete stradale dell'ANAS a partire dall'inizio del secolo scorso, e poi la rete autostradale nel dopoguerra. Cioè tutte e due cose che hanno una funzione, ma al tempo stesso sono state un disegno, un'idea di paese che cresceva e si sviluppava. Nel caso delle autostrade, per esempio, uno sviluppo economico, eccetera. Ebbene, all'inizio degli anni 2000 sarà la rete delle ciclovie, quindi una rete di bicicletta, a rappresentare una nuova visione di paese, una nuova visione di Stato, una nuova visione dell'insieme del nostro paese, e anche una nuova visione di sviluppo, perché, come si è detto, il cicloturismo sarà questa cosa. La legge poi è articolata dicendo allo Stato che deve fare questa cosa, affidando allo Stato il compito di fare un piano nazionale per potersi occupare anche delle cose di cui parlavo prima, cioè di come si muovono i cittadini in bicicletta dentro le città e come migliorare la condizione ambientale, la salute, il benessere e tante altre cose che migliorerebbero con una mobilità più sostenibile nelle città, ma gli dice: realizza questa rete di 20.000 chilometri di ciclovie. Le ciclovie è un termine nuovo, se voi lo scrivete sul computer ve lo segna sbagliato, però entrerà nel vocabolario italiano, perché ciò che entra in legge poi diventa automaticamente lessico della lingua italiana. E non è una pista ciclabile perché è un itinerario molto lungo che può essere fatto di tipologie di infrastrutture diverse. L'importante è che garantisca sempre un adeguato e alto livello di protezione e sicurezza ai ciclisti, perché il nostro target non è il ciclista sportivo brillante che tiene una certa velocità e che sa risolvere alcuni problemi anche nei confronti del traffico automobilistico. Il nostro target deve essere la famigliola neozelandese che ha pagato un biglietto di aereo salatissimo ed è venuto qui e si vuole fare un viaggio in bicicletta di 10 giorni su uno dei posti più belli del mondo, e a noi, a quella famigliola dove viaggiano a sinistra, non conosce le regole delle strade italiane, eccetera, eccetera, gli dobbiamo permettere di poter circolare lungo le ciclovie con dietro dei bambini in biciclettina o attaccati a un carriolino o dove ritengono loro, e poter fare questa vacanza con piacere e in sicurezza.
Va poi garantita la continuità dei percorsi, cioè non ci può essere che si arriva a un punto e siccome non abbiamo risolto del tutto la questione si lascia indeterminata la cosa, si risolva il problema con quello che è, anche con una strada esistente secondaria, riducendo il traffico. Ci sono delle definizioni nell'articolo 2 che aiutano anche ad affrontare i problemi specifici che si trovano, però bisogna dare continuità. In più bisogna segnalarla bene, organizzare i servizi, eccetera, eccetera. Da qui il rapporto con il Ministero dei Beni Culturali. Lo sviluppo di questa rete cicloviaria avrà bisogno di tanti soldi. La legge per ora ne ha finanziato 500 milioni di euro in 3 passaggi successivi, però questa legge è dotata di 500 milioni di euro e con quei 500 milioni di euro il Ministero dei Trasporti sta sviluppando 10 pezzi di ciclovie, quindi non tutti i 20.000 chilometri, una parte che si aggira intorno ai 3.000-5.000 chilometri, vedremo alla fine quanti ne vengono, però sta sviluppando una parte. Vi ho detto 3 di questi pezzi già finanziati interessano la Regione Veneto, però la Regione Veneto è interessata da molti altri tratti di ciclovie nazionali. Poi la legge dice: regioni, province, città metropolitane e comuni, fate la vostra parte. Su entrambi i settori che sono indicati all'inizio, sia sul ciclismo urbano sia sul cicloturismo, quindi la regione come Veneto, Trentino, la Lombardia, anche la mia, non hanno bisogno che gli venga detto molto perché in realtà un loro piano, una loro rete di ciclovie, si sentiva prima, esiste già, è già in corso di sviluppo, però è importante che anche le regioni e i comuni facciano a loro volta i piani e sviluppino entrambe le cose, il ciclismo urbano e il ciclismo extraurbano. Io ho concluso, vi dico solo questo. Io vi ho annoiato perché quando c'è da raccontare una legge non c'è altro che da annoiare, quindi a me sarebbe piaciuto parlare anche di altro, parlare più di bicicletta, dello sviluppo della bicicletta per altre cose, ma oggi non era possibile perché siccome questa è una fiera, ci sono tanti operatori economici, è anche importante capire quelle che sono le novità. La legge è del gennaio e quindi era utile anche presentarla. Però vi dico solo una cosa. Questo è uno dei territori turisticamente più sviluppati. Io per questa legge sono chiamato un po' in tutta Italia e per la prima volta anche territori che apparentemente sembrano completamente disinteressati alla bicicletta ci chiamano. Ho avuto anche delle occasioni, anche sulle valli alpine, ma soprattutto in altre zone d'Italia, di territori che si contendono le ciclovie nazionali l'uno con l'altro, un po' come negli anni 50 si contendevano il passaggio dell'autostrada. Molti sanno l'episodio di Fanfani che sposta l'autostrada del Sole da Siena ad Arezzo perché evidentemente capisce che l'autostrada del Sole porterà sviluppo e quindi la vuole nel proprio territorio. Ebbene, le ciclovie, soprattutto quelle importanti, quelle nazionali, qui ne passa una e l'avete citata adeguatamente, saranno uno dei più importanti veicoli di sviluppo per i territori. Poi è chiaro che ci sono territori come questo che hanno già delle perle e che quindi diciamo è una cosa in più che si aggiunge. Ce ne sono altri per cui il cicloturismo vale molto. L'indotto economico è quello che vi ho raccontato, ma è importante che sia colta, ed è veramente l'ultimo messaggio che vi lascio, questa novità. Tanti territori hanno già sviluppato e nei territori alpini, nelle zone turistiche alpine si sta già sviluppando molto, basta vedere gli stand della fiera, l'uso della bicicletta per il turista che viene a fare ed è un valore economico importante, va gestito, eccetera, eccetera. La passeggiata, il downhill, usare le biciclette elettriche che permettono a tutti e non solo ai ciclisti importanti di andare in bicicletta, eccetera. Il cicloturismo è un settore completamente nuovo a cui dobbiamo sapere guardare con attenzione e soprattutto dando un prodotto turistico innovativo, perché col cicloturismo si parte in bicicletta, si arriva in bicicletta, si sta in vacanza una settimana, si attraversano più territori, si spende molto perché il cicloturista è un turista che tende a spendere di più del turista normale, questo lo dicono tutti i dati, e soprattutto non spendendo soldi per la benzina, tutto ciò che spende e risparmia di benzina lo spende tutto generalmente in mangiare, che è la sua benzina. Quindi diciamo è anche un turista molto ghiotto dal punto di vista attenzione, però ha bisogno di un prodotto specifico, non gli si può dare dei pezzettini, bisogna dargli le ciclovie, che sono questa novità che è stata introdotta con la legge. Grazie mille. Grazie a Paolo Gandolfi, che tutto è stato tranne che noioso, penso di poterlo dire, pur parlando di un tema che appunto può essere teoricamente abbastanza ostico, ma ci ha dato proprio l'impressione di chi approccia la materia con grande passione al di là dell'aspetto tecnico. Mi pare di capire che questa legge dà una cornice a un quadro dove mancano ancora una bella serie di pennellate da tanti punti di vista, credo non ultimo il fatto anche
di una regia unica sulla gestione anche normativa dell'approccio a queste ciclovie e dell'utilizzo e della fruizione e dei livelli di sicurezza. Insomma, i temi sono davvero tanti. Restiamo all'aspetto economico. 47 miliardi di cui l'Italia in questo momento mangia la fettina più piccola della torta, 3 miliardi e mezzo. Allora direi di sentire con Isidoro De Bortoli di Eurac, no, stia pure lì, quali sono le possibilità economiche della frontiera cicloturistica in base a quelle che sono le vostre ricerche e i vostri dati. Si può fare business col cicloturismo? Allora, buongiorno a tutti. Cercherò io di annoiarvi effettivamente, perché quando si parla di dati e di numeri spesso si rischia di annoiare. Parto appunto da questo dato che aveva citato prima l'assessore Caner, estremamente importante. Si parla di 47 miliardi di euro in Europa come indotto dal prodotto cicloturismo. Faccio un invito però, cerchiamo di contestualizzare il dato, soprattutto nel nostro paese. Stime effettive in Italia non ne abbiamo un rapporto di Legambiente che circa stima in 6 miliardi di euro quello che potrebbe essere l'effettivo prodotto. Dentro questo dato la fanno da padrone, ovviamente, l'ho detto l'intervento che mi ha preceduto, le cosiddette escursioni cicloturistiche che giocano una parte estremamente importante. In Italia certo il comparto delle vendite nella bici è ancora molto importante, siamo il primo produttore di biciclette in Europa e nel settore bike stiamo perdendo terreno, ovviamente perché il nostro mercato non si è svegliato troppo presto, la Germania ci sta un attimino sorprendendo e i numeri sono sicuramente molto importanti. I dati. In God we trust, everyone else must bring data. I dati sono assolutamente importanti. Vi invito a trovare un'infografica che possa scevrare un attimo il sistema economico della bicicletta in Italia. Non c'è. C'è addirittura per la Grecia. Bisogna partire dai dati. Calo il mio intervento sul contesto territoriale, anche sulla base dell'esperienza avuta grazie a un progetto affidatoci dal BIM Comune di Piave. Il primo passo, a mio avviso, e mi riallaccio all'intervento che mi ha preceduto, sta negli investimenti sulla cosiddetta promozione degli spostamenti urbani. Prendete le città che più guadagnano dal comparto bici, compreso il cicloturismo, sono città come Bolzano, Pesaro. Il Veneto non è secondo a nessuno grazie a realtà come quella trevigiana, come quella padovana. Ma lavorare sui sistemi urbani è estremamente importante. Dal 2005 al 2017 le piste ciclabili sono più che raddoppiate. A questo dato si affianca il numero dei frequenti utilizzatori della bici che è rimasto uguale a se stesso. Come spieghiamo questa simmetria? Io concordo sia con Confartigianato che con Legambiente che più ciclabili non significa più ciclabilità. Come spieghiamo questa simmetria? La spieghiamo facendo riferimento a interventi infrastrutturali sbagliati, a mancanza di un'analisi specifica dei flussi in entrata e in uscita. Attenzione, più ciclabile non significa più ciclabilità. Partiamo dalle città che sono oggi le più forti destinazioni cicloturistiche, ancor prima di Realtà Amene. Questo è un dato, a mio avviso, molto molto importante. Il secondo punto, e lo ricavo sempre dall'esperienza tratta da questo territorio, che reputo uno dei più belli e uno dei più propensi ad attrarre cicloturisti, è la cosiddetta Target Exploring Analysis. Il prodotto cicloturismo va collocato in un mercato specifico. Io ricordo un studio recente di Federciclismo che individuava il profilo del cicloturista europeo. A mio avviso non è il ragionamento corretto. Il cicloturista è completamente diverso a seconda del contesto in cui noi andiamo a ricercarlo. Il cicloturista oggi me lo devo andare a prendere e la morfologia del territorio incide su questa scelta. Vi sfido a portare qui un cicloturista proveniente da paesi medio orientali che stanno iniziando ad arrivare a portarlo sulle nostre Alpi. Un'altra considerazione, attenzione, il brand marketing della direzione cicloturistica è estremamente importante. Io ho ancora qualche dubbio sulla cosiddetta classificazione del cicloturismo a scala familiare. Secondo me questa tipologia di cicloturismo oggi di per sé non esiste, soprattutto quando parliamo di cicloturismo di lunga percorrenza. Quindi parlare di potenzialità siamo ancora in una fase cosiddetta di concretezza latente e inespressa. Dobbiamo ora attivarci perché queste potenzialità diventino concrete. Quindi partiamo dalle città, partiamo dai flussi urbani e credo che in questo caso Dolomiti Bus sia assolutamente sulla strada giusta.
cerchiamo un prodotto, collochiamolo nel suo mercato di riferimento e lì cerchiamo di promuoverlo, cosa estremamente complicata. 2 dati per concludere che riguardano il settore bici di per sé stesso e per dare qualche indicazione proprio sull'individuazione del mercato di riferimento. È chiaro che l'e-bike oggi la fa da padrone, e non solo nel contesto cosiddetto esperienziale, quindi di lunga percorrenza, ma anche nel contesto urbano. E l'ultima riflessione che faccio, io ho sempre ancora qualche dubbio nell'affiancare la parola sostenibilità alla parola cicloturismo. Preferirei parlare ancora di lentezza, perché quando iniziamo a parlare di sostenibilità poi le problematiche sono sempre maggiori. Chiudo qui il mio intervento e spero di essere stato veloce. Perfetto. Grazie assolutamente per la brevità e per il rispetto dei tempi. Mi piace sottolineare un aspetto che è emerso dal suo intervento. Parlando di cicloturismo uno si immaginerebbe, no, le immagini, quelle che abbiamo un po' da cartolina, il richiamo al fatto di dire no, dobbiamo partire e pensare alla ciclabilità urbana, perché come giustamente si diceva il cicloturismo ha un senso se è un continuum, non se il turista arriva in un punto, trova una sbarra e non sa più come proseguire. Evidentemente bisogna andare di pari passo in entrambi i contesti, ma poi abbiamo qui sindaci e assessori che ci parleranno proprio del tema della ciclabilità con questo risvolto urbano. Contestualizziamo un pochettino i ragionamenti che faceva Isidoro De Bortoli e li portiamo sul territorio bellunese, sul territorio provinciale. Abbiamo Giuliano Vantaggi, che è direttore della DMO, la Destination Management Organization della provincia di Belluno, è quel soggetto individuato dalla legge regionale per coordinare, diciamo, no, gli interventi in ambito turistico. Che stiamo facendo a Belluno per sfruttare questa occasione? Vantaggi. Tanto grazie Nicola, buongiorno a tutti. Sì, io sono il direttore della DMO Dolomiti, del consorzio DMO Dolomiti, che è il consorzio che è deputato a fare marketing turistico. Vorrei fare un passaggio sul marketing turistico. Cosa fa il marketer turistico? Tecnicamente nella nostra provincia ancora di più, noi vendiamo, anzi dobbiamo vendere, vogliamo vendere emozioni, perché di fatto noi siamo una zona dove c'è la grande bellezza. Una cosa importante collegata al tipo di vendita, di promozione dei prodotti turistici è che bisogna ragionare sulle sensazioni che una persona vuole, diciamo, rivedere, rivivere quando va in ferie. Per quanto riguarda il prodotto bike, analizzandolo bene, si vede che nel prodotto bike esistono vari mondi, non c'è un mondo solo. Per esempio c'è nella nostra provincia il mondo delle grandi ciclabili internazionali, che sono la Monaco-Venezia, che iniziamo con un progetto Interreg del 2013, e nel 2014 feci proprio io il press tour con i tedeschi, con i giornalisti tedeschi da Monaco a Venezia, e mi resi conto di alcune cose che mi raccontavano e mi dicevano a proposito del continuum di cui parlava Isidoro prima, che è un po' quello, bisogna fare in modo di vendergli un prodotto continuo anche nella tabellazione, perché se nella tabellazione trovano ogni 3x2 un tipo di nominazione diversa di ciclabile, si fermano e non vanno più avanti oppure si perdono. Altro aspetto importante nella promozione di questi ciclabili internazionali è fare un remind lungo la ciclabile di quello che c'è nel sito web e di quello che possono trovare e fermarsi a vedere, perché di fatto non è solo importante il passaggio, è importante fermarli e farli dormire, perché noi dobbiamo fare pernotamenti, dobbiamo creare economie sui territori, dobbiamo fare in modo che si fermino a mangiare, perché sennò i territori non vivono. Questa è una cosa importantissima. E stiamo lavorando moltissimo sulla Monaco-Venezia, sul potenziamento della Monaco-Venezia. Abbiamo finito una riunione l'altro giorno a Bolzano, c'è un coordinamento nuovo della Monaco-Venezia e si coordinerà con i territori uniti, Baviera, Ostirol, Alto Adige e Veneto. Insieme promuoveremo la Monaco-Venezia. Quindi immaginatevi cosa vuol dire, sono visioni diverse, perché per me, per esempio nella riunione a cui c'era anche Isidoro, è molto importante il mercato tedesco. Un bavarese non lo vede, perché noi lo vediamo alla fine, loro lo vedono all'inizio. Io vedo quando il bavarese arriva qui e loro lo vedono appena partito. Per me è importantissimo ragionare sul prodotto tedesco, sul mercato tedesco per questo tipo di ciclabili. Importantissimo lavorare sempre sullo stesso mercato anche per la Claudio Augusto Altinate,
che in questo momento ha meno appeal, ma solo perché non è stata promossa adeguatamente precedentemente, e invece oggi col mondo della e-bike non ha più il problema del superamento delle asperità, parliamo di asperità, di dislivelli, perché con la e-bike ormai un dislivello come quelli che ci sono sulla Claudio Gustatinata è un dislivello semplicissimo. E poi anche con il coordinamento del Consorzio BIM Piave si è ragionato molto anche su una possibile ciclabile del Piave, che è stata molto apprezzata. Abbiamo fatto una prova in cui i giornalisti hanno raccontato che il territorio è veramente bellissimo. Questo è importantissimo, perché se noi pensiamo che quella ciclabile potremmo unirla a nord in Val Visdende alla ciclabile della Drava, che ha 170.000 passaggi all'anno, anche solo portarne un 10% all'interno della provincia di Belluno vuol dire tanta economia e tanto turismo. Però a parte il mondo delle grandi ciclabili, delle grandi vie internazionali, lavoreremo a tutto tondo sul ciclismo. La parola, quando si tratterà di anelli mountain bike, la parola la lascerò a Fausto Toccane. Ma per quanto riguarda per esempio le salite della leggenda del Giro d'Italia, per quasi il 50% delle volte il Giro d'Italia o ha avuto un elemento importante all'interno della provincia di Belluno o si è deciso in un passo dolomitico all'interno della provincia di Belluno. Questo vi dà l'idea di quanto difficili sono le salite, quando leggendarie sono diventate, perché insomma parliamo di Copi, Bartali, Carlesi, anche Til, Merckx, Pantani negli ultimi anni. Pensate solo a Nevegale, il Nevegale ha vinto Contador, per farvi capire. Quindi siamo nel novero dei grandissimi ciclisti del mondo, e quando noi creiamo un progetto delle salite dell'agenda del Giro e andiamo a proporlo col Giro d'Italia, potete immaginarvi che è un boom. Facciamo bingo, stiamo lavorando a fondo con la regione proprio perché il Giro d'Italia sia sempre presente nei prossimi anni nella provincia di Belluno, e da indiscrezioni pare che il prossimo anno ci sia proprio, non si può dire ancora molto, ma ci sia proprio, e quindi lavoreremo per promuovere questi tipi di turismo collegati al ciclismo sempre di più. Grazie. Grazie a Giuliano Vantaggi che accennava in quest'ultima fase del suo intervento all'aspetto sportivo, che non è secondario naturalmente alla promozione cicloturistica. Sì, manca l'ufficialità, mancano i dettagli, ma probabilmente avremo questa tappa del Giro d'Italia anche probabilmente ad inizio giugno del 2019, probabilmente tra Feltre e Passo Croce d'Aune, così si scrive, ma insomma credo che, salvo smentite dell'ultimo momento, la zona possa essere quella, ripercorrendo tra l'altro tratti di altre importanti manifestazioni come sono la Gran Fondo Sportful di Feltre che ospita la 24 ore di ciclismo, ma poi ci sono eventi in programma a Belluno. Diciamo, abbiamo davvero tanto da spendere in termini di immagini. Mi pare di poter cominciare a intuire che quando parliamo di cicloturismo non parliamo più di un simpatico accessorio all'offerta turistica, magari voglio dire invernale o sciistica di questa provincia, che non ha bisogno di presentazioni. Stiamo cominciando a entrare in ordini di grandezze dai numeri che sento, che sono di una pilastro importante, altrettanto importante dell'offerta turistica nei prossimi anni, una sorta di rivoluzione copernicana da certi punti di vista, credo di poter dire. Vantaggi ha fatto l'assist a Fausto Toccane, che è seduto alla sua sinistra, presidente dell'associazione Val Belluna Bike, che ci può aiutare a capire questa dimensione Val Belluna, perché appunto non parliamo solo delle grandi vette dolomitiche, ma parliamo di un cicloturismo che ha dimensione quotidiana. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Mi veniva da sorridere prima quando l'onorevole Gandolfi parlava del cicloturista come un turista ghiotto. Io non sembra, ma sono proprio l'esempio di un turista ghiotto. Chi siamo? Chi è l'associazione Val Belluna Bike e cosa facciamo? Siamo un gruppo di appassionati ciclisti e non, che ci siamo costituiti quest'anno, a marzo di quest'anno, come associazione. Abbiamo lavorato per 2 anni facendo delle esplorazioni con uno scopo comune. Questo scopo è quello di realizzare una serie di offerte di itinerari cicloturistici in Val Belluna. Per l'esattezza saranno una 50ina di itinerari. Di questi 50 itinerari una buona parte sono già mappati, già censiti,
e copriranno una zona che va dall'Alpago fino alla zona del Feltrino. Saranno itinerari di diverso livello di difficoltà, ci sarà una buona parte di itinerari che saranno proprio rivolti al turismo delle famiglie, saranno circa una ventina e quindi avranno, sia per quanto riguarda la lunghezza sia per quanto riguarda il dislivello, si parlava prima di dislivello e dell'utilizzo delle bike, delle difficoltà minime, quindi saranno proprio rivolti a questo target. Un'altra tipologia di itinerari, circa una decina, saranno invece rivolti a quello che è il turista diciamo medio, che utilizza la mountain bike ma che utilizza anche altri tipi di bicicletta, per esempio la bicicletta di tipo gravel, che va molto di moda in questo periodo, e altri itinerari ancora saranno proprio rivolti poi all'utilizzo delle bike. Diciamo che accomuna tutti quanti questi percorsi l'idea di non necessariamente utilizzare solo la via ciclabile, ma saranno percorsi periferici rispetto alle ciclabili e saranno dei percorsi che sempre permetteranno di valorizzare quello che è il nostro territorio. Quindi alcuni avranno proprio l'attenzione all'aspetto paesaggistico del nostro territorio, altri porteranno i ciclisti ad attraversare dei percorsi che toccheranno monumenti, chiese piuttosto che ville bellissime del nostro territorio. Quindi cercheremo di dare un'offerta un po' a 360 gradi. La novità e l'aspetto importante di questo lavoro che stiamo facendo è il collegamento che vogliamo dare ai percorsi con le attività ricettive. Per fare questo creeremo sia nelle nostre mappe sia all'interno di un portale specifico che verrà sviluppato il collegamento tra le attività ricettive del territorio, quindi tutti gli agriturismo piuttosto che alberghi, ristoranti, piuttosto che bed and breakfast, rifugi e maglie, saranno collegati, saranno visibili sia nella parte web sia nella parte cartacea con questi percorsi. Quindi un domani il turista avrà la possibilità, scegliendo il proprio albergo, di poter visualizzare sia su mappa cartacea sia su web l'itinerario, piuttosto che in fase di programmazione potrebbe fare esattamente il viceversa, quindi scegliersi una zona e poi andare a ritroso alla ricerca dell'attività ricettiva collegata in questa zona. Il tutto vorremmo che fosse integrato in un sistema in cui non saranno solamente visibili i percorsi ciclabili, ma anche percorsi pedonali, del trekking, piuttosto che altre attività specifiche. In più, per fare promozione sul territorio, per il prossimo anno abbiamo sviluppato e pensato una serie di eventi, saranno 3 eventi principali. Un primo evento si svolgerà a settembre, il 9 di settembre, lo abbiamo chiamato Villa Ronda Bike Day e si tratterà di una pedalata non competitiva con percorsi ad anello. 9 di giugno, ho detto 9 di settembre, 9 di giugno, chiedo scusa. Si tratterà di percorsi ad anello, ci saranno 3 proposte di itinerari, un primo anello di 30 km sarà rivolto proprio alle famiglie con i bambini. In questo tipo di percorso prevediamo un'assistenza e un servizio specifico in maniera che ci sia la possibilità di guidare questo gruppo di famiglie e di fare in modo che non ci siano inconvenienti lungo il percorso. Lo scopo è proprio quello di percorrere lungo questi itinerari le nostre ville, quindi non solo verranno sfiorate le ville, ma si passerà all'interno delle corti dei giardini di queste ville, all'interno delle quali con alcuni proprietari abbiamo anche discusso e ragionato sulla possibilità di garantire almeno 4 punti di ristoro. E quindi abbiamo detto un anello di 30 km, uno intermedio di 70 km e poi avremo anche delle risposte per gli appassionati e i più sportivi con un anello più impegnativo da 130 km. Una seconda iniziativa invece si svolgerà questa alla fine di agosto e riguarderà il comprensorio del Civetta. Sarà organizzata di concerto con Alleghe Funivie e sarà una giornata dedicata al cibo, al gourmet, agli intenditori del cibo, quindi non solamente bicicletta, appassionati sì di bicicletta ma che potranno anche vivere e fare una nuova esperienza da un punto di vista proprio della degustazione, quindi un'esperienza non convenzionale. Per questo tipo di iniziativa metteremo a disposizione un certo numero piuttosto importante di biciclette elettriche in maniera che ci sia la possibilità di completare i percorsi che saranno in questo caso taluni piuttosto impegnativi. L'ultima invece manifestazione riguarderà nuovamente le nostre prealpi bellunesi
e si tratta di un'iniziativa che andrà a toccare le principali malghe delle prealpi bellunesi. Si svolgerà il 9 di settembre e appunto saranno 2 tracciati con partenza, il primo dal piazzale del Nevegal, il secondo dalla zona di Zelant. Organizzeremo di concerto con Dolomiti Bus un servizio in modo che i ciclisti potranno partire con il bus e la bicicletta al seguito da Belluno direttamente, potranno recarsi ai punti di partenza e così potranno anche rientrare con il mezzo di trasporto pubblico in questo caso. Lo scopo è quello di far conoscere le malghe e di poter consumare all'interno delle malghe i prodotti tipici nostrani naturalmente. Ecco, questo è il tipo di lavoro che stiamo facendo. Grazie mille per la puntualità anche sui temi, perché direi soprattutto in Val Belluna o comunque nel territorio di Vallata l'offerta cicloturistica si abbina strettamente alla conoscenza dei luoghi, utilizza molto spesso dei percorsi non dedicati, quindi non delle ciclovie, anche se il termine è improprio, comunque costruite ad hoc, ma utilizzando delle strade sterrate, delle strade vicinali alla riscoperta di certi paesaggi. Poi, come diceva qualcuno prima, quello che risparmia in benzina il cicloturista lo mette volentieri in pancia perché poi deve produrre energia, e quindi fargli trovare delle cose gradevoli lungo il percorso magari è una cosa abbastanza saggia. Sì, ma come si traduce questo in termini amministrativi all'interno delle scelte che i nostri comuni devono fare nello specifico ogni giorno? Allora abbiamo qui 3 rappresentanti delle amministrazioni locali tra le più significative della nostra provincia, il sindaco di Santa Giustina Ennio Vigne, l'assessore del comune di Belluno Stefania Ganz e l'assessore del comune di Feltre Walter Bonan. Da loro la storia concreta di come si stanno muovendo i nostri territori sul fronte non tanto e non solo del cicloturismo, ma dell'altro grande tema che è emerso, ovvero quello della mobilità urbana, che è altrettanto importante per tanti versi. Sindaco di Santa Giustina Ennio Vigne. Buongiorno anche da parte mia. Il compito che mi è stato assegnato è quello di fare il quadro di quelle che sono le situazioni e iniziative per la Val Belluna, quella parte del nostro territorio che parte da Belluno e Ponte nelle Alpi, scende destra e sinistra a Piave e coprire tutto il Feltrino. Partiamo dal 2016. Nel 2016 questi comuni hanno deciso di destinare le risorse proprie derivanti dal consorzio BIM in uno studio, abbiamo incaricato Eurac, di studiare le potenzialità di questo territorio legate al cicloturismo. Io vi invito a entrare nel sito del consorzio BIM a vedere questo studio. Le risposte sono state estremamente positive. Da questo è nata la consapevolezza di dire lavoriamo in questo settore. Secondo passaggio, lo diceva prima il senatore Saviane, il nostro territorio è diviso in comuni che possono utilizzare le risorse dei fondi di confine e comuni che non lo possono fare. La seconda scelta è stata quella, all'interno dei fondi del gruppo di azione locale, i comuni destinatari di risorse aree di confine hanno rinunciato alle proprie risorse, girandole ai comuni della sinistra Piave per il completamento di quel tratto di ciclabile. Quindi quel tratto che è in fase di realizzazione viene completato con queste risorse. Terzo passaggio, all'interno dei fondi di area vasta, che sono stati citati prima, il Feltrino ha fatto una scelta forte, quella di destinare 9 milioni di risorse dei fondi di confine più 500.000 di cofinanziamento per il completamento delle dorsali ciclabili. Ricordo che la dorsale che passa in destra Piave nella pianificazione regionale è dorsale europea. Quindi in pratica all'interno di queste risorse dal 26 di settembre la scheda è stata approvata, quindi siamo passati alla fase operativa, ci sarà la realizzazione della tratta che parte da Bribano, dove arriva oggi la ciclabile, arriva a Busche, attraversa Feltre, arriva a Primolano, quindi andando a collegare la Venezia-Monaco con la dorsale della Valsugana. Dall'altra parte, da Busche, collegamento con Lentiai, quindi collegamento con la sinistra Piave, e collegamento che scende, arriva a Fenerdi all'Ano di Piave, dove va a unirsi alla dorsale che è in fase di completamento, che parte da Venezia e arriva a congiungersi. Quindi la scelta è quella di completare le dorsali, le risorse sono sufficienti, adesso andiamo sull'operatività e proprio per accelerare la tempistica, l'assegnataria delle risorse dell'Unione Montana è stato deciso di spezzettare l'operatività della realizzazione, anche per evitare di dover fare un appalto da 9 milioni e mezzo, e quindi i comuni di Santa Giustina, il comune di Cesio e il comune di Feltre si sono già resi disponibili a andare alla progettazione esecutiva e gestire l'appalto. Gli altri appalti al momento verranno gestiti dall'Unione Montana e quindi la tempistica reale
potrebbe essere quella, nel giro di un mesetto, arrivare al progetto strategico che poi viene approvato all'interno del percorso dei fondi ODI, e poi progettazione esecutiva, appalto. E quindi io ritengo che perlomeno per questi primi stralci, che sono quelli di Santa Giustina, Cesio e Felte, si potrebbe arrivare all'inizio dell'estate dell'anno prossimo alla consegna dei lavori, e quindi poi in contemporanea anche agli altri stralci. Quindi noi possiamo immaginare che nell'arco di un paio d'anni la dorsale sia completata. Ecco, la scelta dei sindaci è stata quella di non un percorso dedicato solo alle ciclabili, ma di utilizzare, come veniva detto prima, quella che è la rete di strade secondarie, che nella Val Belluna, vista proprio l'ampiezza, non è un problema, per poter far sì che i ciclisti possano vivere il territorio e quindi, sul ragionamento di chi mi ha preceduto, possano veramente capire quelle che sono le potenzialità del nostro territorio. Quindi secondo me va sottolineato il fatto, la consapevolezza degli amministratori su questo percorso. Non è solo sfruttare delle risorse aggiuntive che arrivano, ma una consapevolezza che questo può rappresentare uno sviluppo molto importante per quanto riguarda l'aspetto turistico e di valorizzazione del nostro territorio. Quindi ritengo che siano scelte forti e verranno completate in tempi certi. Grazie. Grazie al sindaco. Le chiedo di tenere ancora un attimo il microfono. Butto là un tema che poi, insomma, chi vuole intervenire. Il tema è quello che accennavamo prima, anche della governance futura di queste strutture, no? Perché, come diceva giustamente lei, non è tanto una questione di singola scelta del singolo comune, ma di visione di area vasta, diciamo, con quello che è questo termine. Avete già affrontato anche questo tema? Allora io posso dire quella che è la mia idea. Se da una parte la DMO è fondamentale per la promozione e riguardo ai nostri politici, bisogna ripristinare nella provincia quello che è il governo dell'area vasta. Il nostro territorio, spezzettato in valli, in 63 comuni, ha bisogno di un governo di area vasta che necessariamente da noi deve essere effettuato dalla provincia. Quindi io spero che si possa ritornare a una provincia che nel territorio bellunese è indispensabile, perché il rischio, è stato detto, è quello che ognuno fa il suo pezzettino, ognuno segue le proprie dinamiche, e quindi alla fine il turista che entra dal Cadore, prima di uscire da Primolano, scopra magari 10 tipologie diverse di segnaletica. Quindi io personalmente credo che la provincia sia l'ente che deve governare l'area vasta. Grazie, poi sentiremo anche gli altri su questo tema, lo chiederemo magari anche all'assessore De Berti se concorda sul fatto che sia la provincia a doversi fare carico di questo. Sì, Stefania Ganz è assessore, tra le altre deleghe, alla mobilità sostenibile del comune di Belluno. Dicevamo prima, tra il serio e il faceto, agli onori delle cronache in questi giorni per alcune scelte legate non tanto alla ciclabilità ma a questioni comunque di sostenibilità ambientale, che in verità, come ci dirà magari adesso, hanno degli effetti molto concreti anche sulla ciclabilità. Prego, certo, i due assessorati ambiente e mobilità sostenibile sono chiaramente molto vicini e interconnessi. Belluno è comune ciclabile dal 2017. Comuni ciclabili è un'iniziativa FIAB che è cominciata l'anno scorso, che su base volontaria classifica i comuni che lo richiedono su una base di massimo 5 bike smiles. Il comune di Belluno l'anno scorso ne ha guadagnati 3 di bike smiles, quindi un risultato che ci ha sicuramente fatto felici, però che chiaramente ha evidenziato come per arrivare ai 5 bike smiles di città come per esempio Pesaro o Ferrara serve ancora lavorare. Serve lavorare soprattutto, e questo ci è stato detto proprio all'interno del giudizio complessivo di FIAB, sul colmare i buchi, le discontinuità che ci sono nella nostra rete di piste ciclabili. Nel comune di Belluno ci sono 20 e più chilometri di piste ciclabili, e parlo quindi di ciclabili e ciclopedonali su terreni esclusivi, quindi non in promiscuità con automobili su vie secondarie, però chiaramente questi non sono attualmente tutti in rete. Allora, da questa riflessione, ma in realtà già consapevoli di questo, il lavoro del 2018 è stato quello di inizialmente fare una ricognizione di tutti i tratti di ciclabile esistenti, quindi classificandoli, georeferenziandoli e vedendo proprio le caratteristiche di questi tratti. Poi mappatura che è attualmente a disposizione di cittadini e turisti, perché sul sito del comune è possibile andare alla piattaforma cartografica che utilizza
utilizza il comune come GIS e vedere caricati tutti questi tratti di piste ciclabili con anche altri tematismi. Abbiamo pensato di associare, proprio perché questo è importante sia per i cittadini ma anche per i turisti, anche alcuni percorsi tematici pedonali che ci sono all'interno della città di Belluno, ma anche altri siti di interesse come possono essere per esempio i nostri palazzi o altre attrattive all'interno della città. Quindi abbiamo fatto un lavoro sia per i cittadini ma anche per i turisti. Questo lo dico perché i primi anni, le prime piste ciclabili che sono nate in Comune di Belluno sono nate sicuramente per venire incontro all'esigenza dei cittadini negli spostamenti casa, scuola e casa lavoro. Poi ci sono stati degli anni in cui si pensava finalmente anche al cicloturismo e quindi le connessioni tra il Comune di Belluno e gli altri comuni. Adesso noi dobbiamo lavorare tenendo conto di queste due diverse esigenze che sono comunque complementari, perché se da una parte dobbiamo attirare turisti, dall'altra, come diceva bene anche De Bortoli, dobbiamo spostare sul ciclismo, sugli spostamenti quotidiani, e quella è la vera sfida del futuro. Perché il turismo certamente fa bene alla nostra economia, al nostro territorio, ma se vogliamo fare bene anche all'ambiente, all'aria che respiriamo, e qui mi riattacco al discorso di prima, all'ordinanza anti-smog di questi giorni che ha creato un po' di scompiglio tra i cittadini, deve rivedere un pochino le nostre dinamiche di spostamenti quotidiani. E quindi come amministratori dobbiamo favorire questi spostamenti in bicicletta fornendo dei tratti ciclabili che siano il più possibile sicuri. Dove possiamo abbiamo chiaramente in progetto, in programma di estendere la pista ciclabile, ma sicuramente in certe aree della città la ciclabile non è possibile perché fisicamente non ha lo spazio. Allora in questi casi si può lavorare con altri strumenti, con strumenti che limitino la velocità delle automobili e quindi creino sicurezza per i ciclisti. Ricordo che bicicletta vuol dire libertà e quindi la libertà di andare dove si vuole. Restare costretti su una ciclabile può essere sicuro, ma non è certamente, non risolve sicuramente la situazione. Io ho dei bambini che si muovono in bicicletta nel quartiere e chiaramente si muovono anche al di fuori delle piste ciclabili, quindi è giusto garantire una sicurezza in tutte le aree della città, le piste ciclabili e anche altrove. Perché questo è importante, l'ho già detto, lo ripeto, se noi riusciamo a spostare auto dalla strada e le sostituiamo con biciclette o con mezzi di trasporto pubblico collettivo, abbiamo il doppio risultato di diminuire le emissioni in atmosfera di questi veicoli a combustibili fossili e dall'altra parte liberiamo le nostre auto le nostre strade, scusate, da una congestione che in alcuni casi, non dico proprio Belluno, però certe vie di Belluno a volte sono veramente problematiche da questo punto di vista, ma in generale alleggeriremo le nostre città da questa congestione di automobili. Grazie. Grazie Assessore. Dunque la bicicletta può essere la medicina utile a risolvere varie malattie, lo smog, la congestione del traffico, i rischi per anche la salute di chi si muove. Do il microfono un attimo prima di cedere la parola all'assessore del Comune di Feltre, al relatore della legge, per chiederle, proprio riguardo alla domanda che facevo prima sulla governance di queste reti, se nella legge si prevede già qualcosa del genere o se viene demandato a futuri sviluppi. Dunque la legge non prevede argomenti come la gestione e il coordinamento, però perché è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che si doveva dare un metodo. Il metodo che si è dato finora è quello di lavorare sulle ciclovie, quindi su tratti, ed è una novità, lo dico perché in precedenza quando lo Stato metteva dei soldi venivano poi distribuiti a pioggia ai vari comuni, non c'era un'idea complessiva di cosa veniva fuori. In questo caso invece il Ministero fa degli accordi con le regioni interessate, che sono generalmente sempre più di una, per esempio vi dicevo prima che il Veneto è coinvolto, io dico 3, in realtà poi ci sono pezzi anche di altre, però insomma partecipa a dei tavoli con le regioni coinvolte. All'interno di quel tavolo c'è un accordo di programma con il Ministero, nell'accordo di programma si fissa chi farà il progetto, chi svilupperà poi la realizzazione e chi si farà carico della manutenzione. Ora, siccome lo Stato non è pronto, noi potremmo anche dire se ne fa carico direttamente lo Stato, ma non sa fare né il primo mestiere, la progettazione, né il secondo mestiere, cioè quello della realizzazione delle ciclabili, né il terzo che è quello della manutenzione. Al limite si potrebbe fare, e questo andrebbe fatto un atto ad hoc, mettere tutto in carico ad ANAS, però io non lo auguro a nessuno, quindi consiglierei come percorso, non perché ANAS non fanno bene il loro mestiere, diciamo, ma non diamogli anche le ciclabili.
L'ideale sarebbe che all'interno degli accordi poi ci fosse anche un accordo sulla gestione comune, perché la gestione non è solo manutenzione, ma è anche promozione, cioè quello è un prodotto che a un certo punto abbini all'entusiasmo, alla bellezza, all'emozione, però è un prodotto che devi continuare a raccontare come tale, perché al turista di Monaco non gli fa molta differenza se sta passando da una regione all'altra o da una provincia all'altra, vuole vedere sempre lo stesso tipo di segnale e vuole percepire sempre lo stesso tipo di servizi. Quindi è probabile, però qui sto anticipando una mia idea, che alla fine, visto che le ciclovie non sono tantissime, quelle nazionali, ogni ciclovia nazionale abbia alla fine un consorzio che si occupi sia della promozione e gestione dei servizi e sia della manutenzione. Manutenzione che immagino faranno gli enti che realizzano i singoli pezzi, che per ora sembrano essere prevalentemente le province o quello che ne è rimasto. Tema molto da approfondire e da circoscrivere. L'assessore di Feltre, Walter Bonan, il comune di Feltre non è nuovo a questo tema, lo sappiamo, insomma, no, ci state ragionando e ci state lavorando sopra già da parecchio tempo. Qual è lo stato dell'arte? Sì, allora brevemente intanto grazie per questa opportunità, un grazie in particolare a Giuseppe Patta e a FIAB che hanno colto la sollecitazione della conclusione del Festival della Viva la Bici Viva dello scorso anno, che auspicava l'attivazione degli Stati Generali della bicicletta per la nostra provincia. Speriamo che questo appuntamento sia un appuntamento che si riproporrà tutti gli anni per fare il punto in modo convergente in relazione ai diversi punti di vista, alle diverse sensibilità e anche alle diverse attenzioni su come stiamo procedendo in questo fondamentale settore. Io mi concentrerò in particolare, come mi è stato chiesto, sulla mobilità urbana, che mi sembra il tema fondamentale, anche perché l'obiettivo strategico non è soltanto quello della promozione del territorio, ovviamente, dell'attraibilità anche delle città in funzione della qualità degli spostamenti che garantiscono, ma è soprattutto garantire a tutti spostamenti quotidiani con diritto di sicurezza, di accessibilità che siano proporzionalmente adeguati. E allora bisogna fare anche delle scelte, come si può dire, importanti, coraggiose, che siano quelle di dare piena legittimità e centralità alla mobilità dolce e lenta, quindi pedonalità e ciclabilità nei contesti urbani. Dobbiamo uscire un po' dalla dimensione autocentrica, che è quella che ha prevalso sino ad oggi, con tutte le implicazioni negative che questa scelta ha portato con sé. Quindi noi stiamo lavorando su due segmenti che devono andare però di pari passo. Uno sulla pianificazione condivisa, che vuol dire scelte che diano una continuità anche alla conversione alla sostenibilità della mobilità attraverso un piano generale del traffico urbano che ha previsto per esempio la pedonalizzazione integrale del centro urbano, la contestuale realizzazione di aree 30 nelle aree contigue e l'individuazione di isole ambientali di connessione per favorire gli accessi casa-scuola, casa-lavoro in una dimensione di sicurezza. Questo tema della pianificazione è il tema della continuità, per evitare di fare interventi spot estemporanei che poi non abbiano, come si può dire, una ricaduta significativa nelle strategie, anche nella crescita di attenzione dei cittadini rispetto a questa nuova opzione. L'altro tema fondamentale sul quale dobbiamo lavorare molto è quello di tipo culturale. C'è un vecchio proverbio francese che dice che se hai un martello nella testa, alla fine tutti i tuoi pensieri rischiano di avere la forma di chiodi. È evidente che il tema delle abitudini autocentriche che nascono da quando si accompagna il proprio figlio dalle elementari fino alle superiori a scuola col proprio veicolo personale e non con altre modalità di accesso, crea una sorta di formazione, come si può dire, di immaginario collettivo che va in qualche modo rivisto. Allora dobbiamo lavorare sul piano culturale in forte continuità con la formazione scolastica, con il coinvolgimento del trasporto pubblico che grazie alla ciclabilità si sta ulteriormente qualificando. Penso al tema bus, integrazione bus, bici e treni bici,
Abbiamo degli itinerari di connessione individuati sia nell'area territoriale sia nell'area vasta, sulle quali ha già parlato anche il sindaco di Santa Giustina, come connessione sulle ciclovie più importanti. Constatiamo quotidianamente che il cicloturista chiede anche coerenza e dimensioni di continuità sulla mobilità lenta anche in contesto urbano, quando arriva o proviene dei percorsi ciclabili di lunga percorrenza. Chiede risposte di servizio adeguate. Anche qui abbiamo stabilito una forte alleanza con il Consorzio Dolomiti Prealpi per un'ospitalità diffusa che garantisca servizi minimi essenziali ai cicloturisti. E sul piano culturale siamo convinti e consapevoli che il nostro territorio e la nostra provincia hanno quel valore aggiunto di identità e di luoghi di straordinaria valenza strategica sul piano culturale, che sono uno dei temi che vengono privilegiati esattamente da un attore consapevole, sensibile e attento qual è il cicloturista. In questa dimensione quindi stiamo operando cercando di essere coerenti e convergenti. Abbiamo la necessità di una giusta integrazione e collaborazione interistituzionale che si sta consolidando anche in appuntamenti come questi, e quindi riteniamo che il prossimo futuro comporterà un consolidamento di questo settore in una dimensione assolutamente strategica. Grazie all'assessore Bonan. 30 secondi. Mi sono solo dimenticato di dire che abbiamo approvato anche un decreto con le linee guida e gli standard tecnici per la realizzazione delle ciclovie, quindi c'è un indirizzo nazionale, compreso segnaletica, eccetera, eccetera. Punto. Era una dimenticanza grave. Questo è assolutamente congruo alla domanda che ci facevamo prima, per far sì che questa rete sia omogenea, perché il cicloturista non solo estero ma anche quello italico abbia una voce unica che lo guida nelle sue scorribande. Sud chiama Nord, da Feltre, propagine meridionale della provincia. Passiamo all'Alto Agordino, abbiamo Emma Taveri che è marketing manager di Dolomiti Madness e ci parlerà un pochettino del piano strategico del Medio Alto Agordino, perché anche lì si è ragionato molto di come agevolare l'arrivo soprattutto dei cicloturisti, giusto? Prego. Grazie mille, buongiorno a tutti. Intanto porto i saluti del sindaco De Bernardini di Roccapietore, capofila del progetto, e di Denis Dal Soler, che è il project manager che ha curato e coordina tuttora tutto il progetto del piano strategico di marketing. Anche noi siamo una delle azioni finanziate dal Fondo dei Comuni di Confine, è un progetto che sta andando avanti e sta raccogliendo attorno a sé l'interesse di diversi tipi di interlocutori del territorio e racchiude appunto azioni di valorizzazione di marketing per 7 comuni del Medio Alto Agordino che si sono raggruppati per appunto lavorare su questo progetto, che sono Cencenighe, San Tommaso Agordino, Taibona Agordino, Colle Santa Lucia, Roccapietore, Alleghe e Livinallongo del Col di Lana. Mi collego a 4 concetti che sono stati affrontati, che sono stati toccati dai precedenti relatori. Innanzitutto lavorare sul prodotto, quindi creare un prodotto che possa essere interessante per il mercato, andare a prendere il turista, il cicloturista, il potenziale utente, che è il target appunto del progetto, e lavorare su azioni di marketing che vadano ad intercettare gli interessi del visitatore. E poi un quarto concetto toccato, che è quello della collaborazione. Il progetto Dolomiti Madness nasce puntando su 3 unicità del territorio, che sono appunto la natura, l'autenticità e lo sport. Ovviamente il cicloturismo si va ad incastrare in tutto quello che sono queste 3 unicità del territorio, ma quello su cui soprattutto abbiamo voluto puntare sono le esperienze, quindi le emozioni, come diceva giustamente poco fa Giuliano Vantaggi, le emozioni e le esperienze che attirano un turista e che si trasformano attraverso il prodotto nel vero brand del territorio. Quindi Dolomiti Madness, Dolomites Madness vuole essere un brand del territorio
focalizzato sull'esperienza, perché oggi, soprattutto attraverso le piattaforme online come TripAdvisor Esperienze, Airbnb Esperienze, tutte le OTA, le online travel agency del turismo, il turista riesce a intercettare un territorio, a scegliere la propria destinazione non più per il logo che noi ci diamo come territorio, ma per il prodotto che noi riusciamo a vendere al turista. Ovviamente il cicloturismo si incastra in tutto quella che è la nostra strategia. Dal punto di vista delle infrastrutture, nel territorio stiamo lavorando su una pista ciclabile che sarà pronta e lanciata nel maggio del 2019, sempre finanziata dal Fondo dei Comuni di Confine, che prevede 23 km di pista che partiranno da Cencení e arriveranno a Sottoguda, e stiamo anche prevedendo delle esperienze lungo il cammino che potranno essere promosse attraverso dei totem, attraverso delle azioni di valorizzazione che saranno appunto delle mappe informative, delle mappe emozionali e anche dei siti web, un sito web interattivo che stiamo progettando, che è progettato in modo da essere in linea con i più innovativi siti del turismo internazionali delle destinazioni. Quindi in realtà Dolomites Madness è una campagna di marketing, non è un nuovo sito, un nuovo brand di destinazione, è una campagna di marketing che va a intercettare il cicloturista, il turista interessato allo sport e alla natura, che va a rigenerarsi in natura e quindi va a toccare uno dei trend principali del 2018 in ambito turistico. Tutto questo lo faremo puntando sul marketing sulle principali piattaforme del turismo online. Abbiamo in mente campagne su TripAdvisor, su Google, su siti web che hanno 15 milioni di visitatori unici al mese, quindi comunque tutto quello che noi stiamo progettando nel territorio, dalla messa a sistema del prodotto, quindi dalla creazione del prodotto anche per la pista ciclabile lungo il cicloturismo, andrà poi a posizionarsi su questi media online e su importanti piattaforme che daranno una visibilità incredibile anche al territorio del Medio Alto Agordino, che stiamo provando a rilanciare attraverso questa azione di marketing focalizzata sullo sport e sulla natura. Si parlava poco fa di governance, se posso dare la mia opinione, oltre alla governance dal punto di vista del marketing e quindi più pubblica, occorrerebbe anche far nascere delle nuove start-up, delle nuove società che vadano a coordinare il prodotto, e nel nostro territorio stiamo ragionando ad esempio sul far nascere una destination management company o una società privata che poi vada eventualmente a gestire o potenziare qualcosa di esistente che già c'è sul territorio, per dare più forza al privato per organizzare i servizi turistici e andarli a posizionare sul mercato. Quindi Dolomites Madness è da un lato creare brand attraverso il prodotto, quindi mettere assieme tutti gli operatori, collaborando anche con stakeholder come Dolomiti Bus, con cui stiamo lavorando per andare a unire il trasporto al servizio turistico per creare dei prodotti interessanti anche e soprattutto per il cicloturista, dall'altro posizionare sul mercato e dall'altro dare anche degli input per la governance di territorio che possono tradursi in un soggetto che vada a fare incoming sul territorio del Medio Alto Agordino. Grazie mille. Grazie a Emma Taveri che ha accennato ad un altro tema naturalmente straordinariamente importante per tutto quello di cui stiamo discutendo, ovvero il marketing online, il marketing sulle piattaforme web. Sappiamo che il cicloturista è generalmente anche una persona molto informata da questo punto di vista, viaggia in bicicletta ma con il tablet, lo smartphone, il GPS e quant'altro, quindi è tutt'altro che un turista sprovveduto da questo punto di vista, e quindi è necessario fornirgli anche gli strumenti che lo facciano muovere più facilmente. Si diceva prima che credo nella quasi totalità dei casi, anche per filosofia, il cicloturista non muove la macchina, non muove l'autovettura, predilige eventualmente il treno. Poi però ci sono degli spostamenti all'interno dei luoghi dove intende spostarsi, insomma, in cui necessita di un supporto, e il supporto chiaramente in questo caso, non essendo lui dotato di macchina, arriva tendenzialmente dal trasporto pubblico. Dolomiti Bus, abbiamo con noi l'amministratore delegato Natalia Aranza. Direi, mi posso permettere di dire che non è nuovo ragionamenti di questo tipo, nel senso che partendo dalle esperienze dello ski bus, che comunque è una forma di assistenza alla mobilità sostenibile per lo sciatore, venendo al trasporto intermodale col ciclismo, su questi temi ci sta ragionando già da un po' di tempo. Che cosa c'è di nuovo all'orizzonte? Ma di nuovo forse mi piacerebbe raccontare la stessa immagine che lei ha raccontato degli ski bus, trasformando un intero territorio di Belluno in una grande mappa connessa dai nostri autobus, quindi da Dolomiti, e che può permettere, come dire, l'intermodalità con il treno, ma anche con le biciclette
e quindi permettendo la totale libertà di fruire di questi territori. Gli interventi che mi hanno preceduto sono interventi veramente di visione da parte di tutti gli attori, no? Parliamo di clienti, cicloturismo con clienti differenti, con target differenti, parliamo di un territorio che ha le sue specificità, ma ovviamente quindi chiede a un certo tipo di turismo. Cosa fa Dolomiti, che cosa ha fatto e cosa sta facendo e cosa vuole fare? Ma cosa ha fatto? Ha lavorato in questi anni sempre di più a interconnettere, come dire, il mondo della provincia di Belluno, la sua mobilità e i suoi clienti, tramite una collaborazione con la Regione. Con Trenitalia abbiamo costruito questo prodotto, diciamo, di treno bus bici, che era un'idea, no? Un'idea da rilanciare, da sviluppare secondo me su tutto il territorio. Quindi l'idea che un cliente possa arrivare da Venezia, da Padova, con un treno, trovarsi, come dire, interconnesso su una ciclabile meravigliosa e, come dire, poter però prendere l'autobus e quindi farla magari in discesa, no? E mentre riprendere l'autobus in andata. Ma non ci siamo limitati a questo, abbiamo immaginato che questa idea potesse interconnettersi con i rifugi e quindi nel nostro piccolo abbiamo cercato di costruire non solo gli orari dei bus, ma anche, come dire, gli orari dei bus insieme ai luoghi che uno visita. Ma allora si potrebbe fare molto di più, cioè il sistema di trasporto oggi è un sistema complesso per il turista, mentre prendere una metropolitana è una cosa molto semplice per chiunque si trovi in una città. Allora il sistema di segnalazione, le cosiddette fermate, devono trovare una connessione con questo mondo del cicloturista. Quando scendo in un luogo, che luogo è? Cosa trovo? No? Dolomiti Bus in questi anni ha investito 10 milioni di euro nel rinnovo del parco, che ha anche all'interno tecnologie, anche in alcuni casi dei video. Questi video possono raccontare il territorio. La collaborazione, come dire, con Dolomiti UNESCO, che è meravigliosa e di cui dopo spero che tutti vedranno, peraltro credo che si veda abbastanza bene, l'autobus Fole vuole raccontare questa cosa. Il trasporto è mobilità. Per noi la bicicletta, lo sharing, il pedonale sono tutti elementi che aiutano a costruire un sistema interconnesso. Quindi noi, come dire, ci candidiamo a essere degli interlocutori per qualunque amministratore locale, ovviamente per qualunque evento, iniziativa, perché ricordo che anche agli eventi bisogna andare con gli autobus, perché se agli eventi ci presentiamo con milioni di auto, questi eventi li abbiamo ancora prima raccontati, ma anche di essere interlocutori di tutto il territorio, perché i passi, le Dolomiti, se viste senza macchina, sono un'altra cosa. E questo credo che sia la più grande veramente risorsa di tutto il territorio che vada assolutamente difesa. Grazie. Grazie a Natalia Aranza, amministratore delegato di Dolomiti Bus. Lo abbiamo sentito tutti, Dolomiti Bus si candida e dà la propria disponibilità ad essere interlocutore, quindi chiunque abbia delle progettualità non solo in ambito pubblico ma anche privato, suoni al campanello, telefoni, mandi una mail in via Col d'Aren e ci sarà sicuramente qualcuno pronto ad ascoltare e ad accogliere la sfida. Caro Assessore Elisa De Berti, a lei la conclusione di questo incontro, sì, salga su con noi, Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture, programmazione dei trasporti, trasporto pubblico locale, basta, mi fermo, se no la tiro lunga. Carne al fuoco ce n'è quanta si vuole, senza bypassare quella domanda che abbiamo fatto su chi farà cosa, quindi il Presidente della provincia, adesso non so se è ancora qua che ci ascolta, eccolo là, poi magari facciamo dire anche a lui una parolina su questo, perché il tema è: ma è la governance di tutto questo ben di Dio che sta venendo avanti? Prego. È già acceso? Sì. Sì, ecco, nell'affrontare questo discorso dovrei avere il Presidente della provincia di Belluno qua accanto a me anche per rispondere alla domanda del Sindaco. No, io vi ringrazio veramente per l'invito e vi faccio i complimenti per questa grande occasione che date con questo evento a tutto il territorio, e un ringraziamento, sto indietro io, ok? E un ringraziamento speciale, concedetemelo, va a
Dolomiti Bus, nella figura del presidente Pat e dell'amministratore delegato Ranza, ma vedo qui seduto tra il pubblico anche il presidente della FIAB regionale, Luciano Renier, a cui va assolutamente il Reiner o Renier? Renier, quindi ho fatto giusto oggi, perché di solito sbaglio. Quindi un saluto anche a lui. Guardate, io dal territorio di Belluno ho iniziato la mia esperienza da assessore regionale, l'ho sempre definito un territorio molto frizzante e molto sensibile per quello che è il trasporto pubblico locale sotto ogni forma che esista, dal treno alla gomma, ma anche alla mobilità sostenibile, che è quella delle biciclette. Come Regione Veneto una particolare attenzione alla ciclabilità e al cicloturismo arriva ancora nel lontano 2010, prima che io arrivassi, quando con una delibera di giunta regionale sono stati individuati 7 escursioni e i 4 itinerari che interessano tutta la regione. Un'escursione per provincia, dove c'era la possibilità di muoversi in bicicletta su questi itinerari, su piste ciclabili, piuttosto che percorsi anche promiscui per 7 giorni potenziali, ma anche itinerari diciamo da weekend. Questi itinerari e queste escursioni fanno una rete ciclabile esistente in Veneto pari a 1300 km. Poi però vorrei aggiungere 1300 km fatti come però, perché io purtroppo ho avuto il piacere, la gioia di inaugurare piste ciclabili con, guardate, parlo del veronese, non parlo del bellunese, con feste immense, cioè feste da capogiro, dove io ho fatto 15 giorni ad inaugurare piste ciclabili ed era sempre un po' come gli autobus di Dolomiti Bus, che abbiamo fatto una grande festa. E poi mi ritrovo l'anno dopo a prendere una bicicletta pedalata assistita, perché scusate, l'allenamento e il poco tempo non mi concede di fare altro, però mi sono messa in testa di percorrere questi 1300 km di piste ciclabili del Veneto, perché quando te le raccontano, e FIAB spesso e volentieri me le racconta, insomma, se vedi con i tuoi occhi ti rendi anche più conto. E diciamo che è bello per tutti, anche per me, tagliare i nastri. È bella la foto sul giornale, ma sarebbe bello l'anno dopo mettere anche la foto delle manutenzioni della pista ciclabile. E questo è un argomento. Guardate, con FIAB sto discutendo, perché FIAB mi dice: tu regione devi mettere i soldi delle piste sulle manutenzioni. E io rispondo: io regione ho messo i soldi per farle, non solo come regione, perché voi qui a Belluno utilizzate molto, e anche nel Veronese e nel Vicentino, i fondi di confine, però tutti quelli che hanno messo i soldi per farle. Poi però ci deve essere una consapevolezza, un'assunzione di responsabilità per quelle che sono le manutenzioni, perché se parliamo che più piste ciclabili non vuol dire più ciclabilità, è anche vero che se io come cicloturista arrivo in Veneto e comincio a percorrere le piste ciclabili piuttosto che le ciclovie già esistenti, ma mi trovo che nel paese A l'erba è tagliata, nel paese B è alta 1,5 metri, nel paese C, cioè i confini delle piste ciclabili non sono segnate dai cartelli dei paesi, sono segnati dalle manutenzioni. Quindi credo che qui sia assolutamente, prima mi parlavano del BIM che sta facendo un accordo, perché tutti i comuni cercano di fare le piste ciclabili lungo i percorsi d'acqua. Abbiamo la pista ciclabile che si sta costruendo lungo il Piave, abbiamo la pista ciclabile lungo il Brenta, abbiamo la pista ciclabile lungo l'Adige, abbiamo la pista ciclabile lungo il Sile, però non possiamo pensare che facciamo le piste ciclabili e poi le manutenzioni le fanno i consorzi di bonifica. Non esiste, non funziona così. Cioè i comuni si devono mettere insieme, fare un accordo con i consorzi, stanziare le risorse necessarie affinché le piste ciclabili siano sempre degne del nome che portano, ma anche della promozione. Guardate, adesso l'assessore Caner sta facendo il nuovo sito con la promozione delle piste ciclabili. Io da parte mia sto facendo la mappatura con l'aiuto di FIAB, che ancora ringrazio, delle piste ciclabili che ci sono in Veneto. Siamo partiti proprio dalla provincia di Belluno, riferendoci alla provincia e dalla provincia di Verona, perché
Qua concedetemi la nota polemica. Credo che le piste ciclabili vadano promosse, ma solo quelle che meritano di essere promosse. Perché io non mi posso permettere, se voglio sviluppare il cicloturismo, di promuovere delle piste ciclabili dove quando il turista ci arriva non c'è un punto di partenza, non c'è un punto di arrivo, non c'è un collegamento, non c'è... Guarda, sembro la ciclista esperta, ok? Cioè, vi assicuro che non sono esperta, però parlo tanto con chi ama proprio fare ciclismo e anche la manutenzione. Guardate, io quest'estate quando facevo le piste ciclabili facevo la foto delle manutenzioni, quando l'erba era alta 2 metri facevo la foto, la postavo su Facebook, non scrivevo il comune, ok? Però il giorno dopo il comune usciva e faceva le manutenzioni. Allora, cioè, non dobbiamo arrivare a questo. Se anche come sito internet della regione arriveremo a promuovere le piste ciclabili, dobbiamo promuovere le piste ciclabili che se lo meritano, le piste ciclabili che vengono manutentate, le piste ciclabili che vengono correttamente segnalate. Perché quest'estate io personalmente mi sono persa seguendo le segnaletiche, sono finita su una provinciale che, se sono riuscita ad arrivare in fondo ed uscire viva, è stata solo assolutamente un miracolo, perché mancavano la segnaletica. Quindi questo è assolutamente un consiglio costruttivo che faccio anche ai sindaci, che sono alla fine gli interlocutori ultimi del territorio, che è assolutamente necessario che nel momento in cui la pista ciclabile viene realizzata deve essere realizzata, manutentata e ben segnalata. In giunta abbiamo anche, l'assessore Canera ha portato la delibera con la segnaletica uniforme, dove ovviamente noi non possiamo imporre al sindaco di metterla. Cioè, se c'è il sindaco Elisa De Berti che domani mattina si alza e vuole fare la segnaletica con i fiori, perché a me piacciono i fiori, cioè è ovvio che si sta parlando di appartenere e di partecipare ad un progetto strategico che interessa tutta la regione, ma che va anche oltre. Se ognuno di noi fa quello che vuole, possiamo star qui a parlare di strategicità, di sviluppo, di cicloturismo, di tutto quello che vogliamo, ma non andremo mai da nessuna parte. Sono d'accordo con il sindaco quando dice che le province sono i migliori interlocutori per rispondere alla domanda, per interpretare anche le esigenze e il coordinamento delle aree vaste. Però la provincia ci deve essere, la provincia deve riuscire a far sintesi. E far sintesi non vuol dire tante volte, perché il sindaco ha la visibilità e la visione del proprio comune. I sindaci spesso e volentieri, non tutti, ma spesso e volentieri sono legati al proprio campanile. La provincia dovrebbe avere la possibilità di vedere oltre tutti questi campanili e di poter fare delle scelte nell'interesse del territorio, che ovviamente ogni scelta comporta che qualcuno deve essere scontento e qualcuno sarà più contento, cioè si deve cercare una mediazione, ma che la mediazione deve essere sempre solo ed esclusivamente nell'interesse del territorio, mai una scelta che magari va contro gli interessi del territorio, ma semplicemente perché si vuole evitare che i sindaci litighino. Cioè, va bene anche che i sindaci baruffa, non sta scritto da nessuna parte che una sana, buona e costruttiva discussione non possa portare qualcosa di buono. Io condivido come principio quello che lei ha detto. Diciamo che adesso la provincia non è nelle condizioni di poter adempiere a questo obiettivo. Io faccio l'esempio sempre del treno delle Dolomiti, che forse prima mi sono parlato con il presidente della provincia e riusciamo ad andarne fuori. Però siamo arrivati dove abbiamo ipotizzato 2 tracciati. Ho chiesto al territorio, vi presento il tracciato A e il tracciato B, vi prego non venite fuori col tracciato B, poi il tracciato C, perché ormai vi conosco, perché anch'io frequento Belluno molto spesso. I sindaci come sono venuti fuori? Col tracciato C, perché altrimenti litigavano. Allora, per carità, dopo la sintesi la faccio io, perché la sintesi alla fine, fatta un'analisi tecnica dei 3 percorsi, perché anche qui stiamo parlando di investire su un treno 1 miliardo di euro quasi, e sono sempre soldi dei cittadini, ok? Quindi devono essere investiti bene, poi le somme le conclusioni le tirerà la Regione.
possibilità di sviluppo secondo me c'è, prima lo dicevano ed è importantissimo, le piste ciclabili devono avere un punto di partenza e un punto di arrivo, importantissimo che partano dalle città, abbiamo l'esempio di Venezia e di Verona che è anche il lago di Garda piuttosto che Cortina, esplodono di turisti. Allora cerchiamo di dare la possibilità a questi turisti non di cambiare meta, ma semplicemente di spostarsi sul territorio. Il modo più semplice, più facile, più corretto di spostarsi sul territorio è quello di farlo a bordo di una bicicletta. Quindi ci vuole una rete di piste ciclabili tra loro connesse in maniera intelligente, perché di piste ciclabili ne abbiamo, ne stiamo realizzando e con le ciclovie, sono 5 su 10 le ciclovie nazionali sono 10, quelle che interessano il Veneto sono 5, interessano il Veneto per 400 km, cioè voi immaginatevi le potenzialità, oltre a quello che abbiamo già creato, che stiamo creando e che creeremo per il cicloturismo, che cosa vuol dire? Però deve essere uno sviluppo infrastrutturale assolutamente intelligente e assolutamente governato. Scusatemi. Grazie.